Buonasera a tutti, vi do il benvenuto qui nella sede della Comunità di Montagna. Saluto qui con noi il direttore dell'azienda sanitaria, dottor Caporale, il sindaco di Gemona. L'università sta facendo questi progetti in collaborazione con il Comune. Questa sera si parlerà di esercizio e invecchiamento attivo. Non mi dilungo oltre, se non per dare poi la parola al sindaco di Gemona, Roberto Revelant, che introdurrà la serata. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Presidente, grazie ovviamente per la tua presenza e per la disponibilità della sala. Un grazie all'Università di Udine che ha organizzato un ciclo di conferenze nella nostra città e che coinvolge anche il territorio limitrofo. Come dicevamo prima, l'Università, la dottoressa Scarton, abbiamo già iniziato presso l'Istituto Magrini Marchetti una prima sessione, e questa è un'ulteriore attività che va un po' anche a ripetere quelle che sono le sinergie che si sono venute a creare tra l'università con il corso di laurea in scienze motorie, che è proprio qui dietro, e l'azienda sanitaria, che ovviamente nella sede dell'ospedale di Gemona ha attivato un ambulatorio prima e poi un centro proprio per la prescrizione dell'esercizio fisico contro le malattie croniche. Quindi ha già attivato delle attività che vanno proprio in sinergia e collegano la presenza dell'Università di Udine con l'attività dell'azienda sanitaria ed ovviamente i professionisti in esso collocati. Quindi ringrazio ovviamente, qui vediamo oltre al direttore anche il professor Moss, vedo Graniero, vedo diversi professionisti collegati alla nostra struttura, ma credo che questo sia anche uno dei temi fondamentali proprio per i prossimi anni. Prevenire credo sia una delle condizioni essenziali per non aver bisogno poi di cure e quindi un miglioramento della qualità della vita, abbiamo ben visto, produce anche degli effetti migliori ed una qualità della vita migliore ed un minor bisogno di salute. Quindi l'amministrazione comunale di Gemona, qui c'è anche l'assessore Ferragotto assieme alla consigliera Zilli, credo che abbia nelle sue intenzioni quella di spingere in questa direzione, perché per la qualità del nostro territorio e per quanto stiamo facendo assieme anche al professor Lazar per strutturare la presenza dell'Università di Udine in questa sede, queste sono le strade che dobbiamo perseguire. Quindi ringrazio ovviamente tutti e sono certo che sarà una serata interessante. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti e vi porto i saluti del magnifico rettore professor Roberto Pinton e di tutta l'Università di Udine. Ringrazio il Presidente della Comunità di Montagna di Gemona e il Sindaco di Gemona che ci ospitano ancora una volta qui per questo secondo ciclo sostanzialmente di incontri che rappresentano un patto tra l'Università sostanzialmente e il territorio per venire incontro a esigenze, a nodi problematici, a temi di attualità, cose che ci toccano da vicino, e direi che questa ci tocca effettivamente da vicino, anziani o più giovani, tutti quanti, per stare meglio sostanzialmente. Io non voglio rubare assolutamente spazio ai relatori, visto che partiamo anche con qualche minuto di ritardo. Mi prendo solo un momento per presentare i colleghi, il professor Stefano Lazzar, che è coordinatore del corso di laurea in scienze motorie e della laurea magistrale in scienze dello sport, che è docente di metodi didattiche delle attività motorie, che si è occupato molto proprio anche di tutta una serie di attività legate con il territorio che portano l'università al di fuori. Pensavo per esempio a quel bellissimo progetto dei 10.000 passi, Friuli Venezia Giulia in movimento 10.000 passi, appunto, che presenta una serie di percorsi sul territorio. Magari poi ve ne parleranno i relatori di questa sera, quindi non mi dilungo. Ci sono tanti video, tra l'altro, del professor Lazar sul canale YouTube dell'università, sul quale troverete poi anche la registrazione dell'incontro di questa sera. Il dottor Lucio Moss, cardiologo, già presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport, responsabile del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale Collinare dell'Ambulatorio di Codroipo, autore di tantissime pubblicazioni e quindi assolutamente un esperto in questa materia. Infine, l'ho lasciato per ultimo, ma non ha direi bisogno di presentazioni, il dottor Denis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria di Udine. Grazie tantissimo a tutti voi. Buona serata.
Allora, bene, buonasera a tutti. Iniziamo a parlare di attività fisica e invecchiamento. Allora, io mi presento, mi ha già presentato, io corro nel corso di laurea in scienze motorie che tra l'altro ha sede proprio qui sopra e dal prossimo anno ci sarà anche la laurea magistrale in scienze dell'attività motorie preventive adattate che avrà luogo in questa sede. Quindi diciamo che il polo universitario è proprio qui a 2 passi, c'è tutto quanto. Allora, mi hanno proposto di parlare di attività fisica e invecchiamento. Allora, innanzitutto vediamo un quadro un po' generale, come siamo messi. Siamo messi che nei prossimi anni continuerà, per fortuna, ad aumentare la prevalenza di persone anziane nel territorio, in Italia e nel mondo. In particolare in Italia vediamo delle curve. Quelle che crescono sono tutte le curve che indicano quanta gente over 60 aumenterà nei prossimi anni. Quindi siamo fortunati perché ci siamo in mezzo anche noi e questo è un dato estremamente positivo. Un dato così un po' particolare è che invece diminuisce la percentuale di persone che si muove, quello che interessa a me, tutte le altre patologie, il dottor Mosca ve ne parlerà. La gente che si muove è sempre meno. Vediamo in questa diapositiva che solamente il 14, negli anni dal 2015 al 2019, solamente meno del 20% della gente si muove in maniera continuativa. E dopo ogni tanto fanno qualcosa e invece una buona stragrande maggioranza, o più del 40% della popolazione, sta completamente ferma. E queste cose cosa inducono? Perché sono importanti questi dati? Perché dobbiamo allarmarci? E quali conseguenze sono legate a questa situazione? I dati dicono che circa il 40% delle persone over 60 ha difficoltà a compiere attività nella vita quotidiana, il 15-30% riesce a trasportare poca roba, pochi chilogrammi. Il 30% ha qualche forma di disabilità. E tutto questo cosa porta? Porta al fatto che ci siano delle limitazioni motorie legate a questa popolazione e la capacità fisica peggiora, le prestazioni fisiche peggiorano. In 2 diapositive ho cercato di riassumere il perché avviene questo calo della prestazione fisica durante il periodo dell'invecchiamento. Allora, primo dato è che lo stile di vita ci ha portato negli anni a essere sempre un pochino più sedentari. Noi abbiamo una macchina straordinaria che è una Ferrari e ogni tanto la mettiamo in garage. Se la mettiamo in garage per tanti anni questa macchina non funziona tanto bene. E quindi la vita sedentaria è uno dei principali fattori generatore di una serie di patologie. 2. I fattori biologici che sono interni al nostro corpo perdono un po' di efficacia con gli anni e quindi non funzionano più tanto bene. 3. Anche fattori psicosociali, cioè l'isolamento di alcune persone, non mi muovo, sto a casa, peggioro ancora di più. E questi fattori messi insieme inducono tutti quanti a un peggioramento delle capacità muscolari, articolari e anche psicologiche delle volte. E il tutto è correlato e pertanto il tutto induce ad una diminuzione della capacità fisica, che è quello che mi riguarda principalmente. In particolare noi andiamo a vedere il muscoletto che con gli anni tende a diminuire con un fenomeno chiamato sarcopenia, cioè il muscoletto perde di volume e anche di efficacia, diciamo. Siamo abbastanza muscolosi, abbiamo una quantità di muscolo nel nostro corpo importante, un po' più nei maschietti, un po' meno nelle femminucce per caratteristiche nostre, ma soprattutto con gli anni, vediamo in questa curva come varia in funzione degli anni la massa muscolare, questa tende inesorabilmente a diminuire. Vediamo la curvetta con i pallini neri che sono le donne e quella con i pallini bianchi che sono gli uomini, tende a diminuire questa massa muscolare di circa l'1-2% ogni anno, in condizioni normali. In particolare, se andiamo a scomporre un po' i muscoli che stanno sopra e quelli che stanno sotto, vediamo che la massa muscolare dei muscoletti delle gambe, la curva più ripida, quella che sta sopra il nostro diagramma con i pallini neri, diminuisce con l'età in maniera più rilevante rispetto a quello che sta sopra. Cioè la massa muscolare delle gambette tende a diminuire di più rispetto a quella che sta sopra, nei maschietti, e stessa cosa nelle femminucce. Ma perché è importante questa cosa qua? Perché se noi iniziamo a fare come un salame, prendiamo una sezione della nostra coscia, vediamo un ragazzo di 24 anni che è una bella bistecca, diciamo, quella lì rappresenta la sezione trasversale della coscia dove la parte grigia scura è il muscolo, quella bianca è il grasso. A destra abbiamo una persona di 66 anni attiva e in mezzo abbiamo una persona di 66 anni per stesso peso, stessa massa, però che non si muove. E quindi vedete che il muscoletto è tutto pieno di filtrazioni di grasso e quindi la capacità del muscolo non è più tanto buona. Ora, tutto questo è legato al fatto che con gli anni
la nostra capacità fisica, la forza muscolare, tende ad aumentare nella giovinezza, fase adulta, e poi inesorabilmente diminuisce. Però la cosa brutta è che diminuisce arrivando a una soglia bassa della prestazione motoria e a una soglia della disabilità fisica. E questa cosa qua è un po' particolare, perché vedete due curve, una blu scuro e una azzurra, che mi dice che se io sono troppo sedentario, la soglia di disabilità la raggiungo prima di un personaggio che magari è un pochino più attivo e che mantiene una forza muscolare, una massa muscolare un pochino più importante. Ci sono anche due cosette che intervengono. La massa muscolare, quindi il muscoletto bello importante, che produce una forza e poi ha una capacità di contrazione questo muscolo. Una forza per una velocità di contrazione mi dà una potenza. E la potenza è molto importante per una persona anziana, perché soprattutto questo parametro tende a diminuire in maniera più importante rispetto alla forza, dando come conseguenze, uno, che la potenza sviluppata dalle gambette di una persona è uno dei primi indici che mi dice lo stato funzionale di una persona. Meno potente sono, meno funzionali sono i miei muscoletti. Ma soprattutto la potenza è quella che mi consente di fare queste cose qua, la potenza delle mie gambine, cioè salire le scale e alzarmi dalla sedia, cioè mi consente di essere autonomo. La potenza che è data dal prodotto di una forza sviluppata dai muscoli per una velocità di contrazione e mi consente di fare queste cose qua. E allora, con l'invecchiamento perdiamo muscolo e soprattutto riduciamo la capacità di produrre forza e potenza, ma in particolar modo riduciamo la potenza muscolare. Non molto buono per il nostro fisico. E allora cosa possiamo fare? Tre cose. Proporre allora, per quanto mi riguarda, dopo ci sono degli esperti che diranno anche altre cose, ma io parlo di quelle poche cose che conosco, è proporre dell'esercizio fisico. Come dare una pastiglietta, ha una frequenza, un'intensità, un tempo, un tipo di intensità. Ora, vi parlerà il dottor Mos di tutti questi dettagli. Io vi dico che la frequenza, quando fare attività fisica, sempre esiste questa piramide che mi dice che devo muovermi il più possibile. Poi, se mi affido a dei professionisti del movimento, quali laureati in scienze motorie, posso fare attività aerobica, esercizi di forza e soprattutto lassù in alto non devo star molto fermo. Piuttosto di raccontarvi come riempire le altre caselle di frequenza, intensità, tempo e durata, vi racconto uno studio che abbiamo fatto con un gruppetto con un giovane ricercatore, realizzato proprio qui in questa zona, in collaborazione con il centro che è sviluppato in ospedale, dove abbiamo coinvolto un gruppo di persone over 60 anni, circa una trentina, e li abbiamo invitati a sottoporsi a 2 programmi di allenamento. Vi ricordate la storia delle gambe? Le gambe sono importanti perché mi rendono autonomo e se io faccio degli esercizi, fanno far sì che la forza nelle gambe, soprattutto la potenza, migliora, rendo questa persona più autonoma. Questa era la storiella. E solamente 8 settimane di allenamento, 2 volte a settimana, non è tanta roba, Abbiamo proposto 2 programmi di allenamento, uno dove la persona faceva la classica seduta in palestra con la pressa, che è una macchina particolare che uno va su e giù e spinge i pesi, e 2 con una macchinetta che avevamo sviluppato noi, che si chiama isoinerziale, è una specie di yo-yo, dove pone una certa resistenza sia alla salita che alla discesa dell'esercizio. È una macchinetta particolare, l'abbiamo costruita noi, ne esistono in commercio, però con quella macchinetta lì si possono ottenere dei risultati estremamente interessanti, anche perché tutti ci dicono che non abbiamo tempo per muoverci e quel poco tempo dobbiamo ottimizzarlo. E allora abbiamo fatto delle misure prima, un po' di composizione corporea, forza, potenza, 8 settimane di allenamento, 2 incontri a settimana con le 2 metodiche e poi i test alla fine. Cosa abbiamo visto? Che la forza era migliorata in entrambi i gruppi di circa l'11-13%, quindi in maniera non significativa dopo le 8 settimane, però già del 10% dopo 16 sedute di allenamento, che non è tantissimo, è già un ottimo risultato per noi. Ma soprattutto l'utilizzo di quella macchinetta là sotto aveva consentito di migliorare la potenza di queste persone del 10%, 11% rispetto all'altro gruppetto che invece non aveva migliorato di pochissimo, anzi praticamente niente, 0,3%. Questo fa sì che con 8 settimane di allenamento, con un allenamento specifico fornito da uno specialista, si può ottimizzare anche quel poco tempo che uno dedica a quel tipo di allenamento e rendere quella persona un pelino più autonoma, o almeno contribuire a rendere questa persona un pochino più autonoma.
Quindi 8 settimane di allenamento consente di migliorare la potenza muscolare solamente nel gruppo che faceva quel tipo di attività lì. Ma soprattutto consentiva a queste persone, se ritorniamo in questo grafico dove la linea della bassa prestazione o della disabilità andava a intercettare la linea della forza che diminuiva, consentiva di costruire quella linea rossa lassù. Quella linea rossa vuol dire ritardo un pochino il momento in cui la persona va nella fascia della disabilità e rendo questa persona un pochino più autonoma e un pochino più autosufficiente, che è il compito primario che hanno anche i laureati in scienze motorie che formiamo qui dietro. Quindi l'esercizio permette di ritardare gli effetti avversi dell'invecchiamento. Lo ottimizziamo con dei professionisti del movimento. Chi sono questi professionisti del movimento? Sono delle persone che formiamo lì sopra, che hanno 3 anni di corso accademico e si prendono laurea triennale in scienze motorie, che hanno altri 2 anni di corso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate, specialisti del movimento per le persone con disabilità cronica. Non solo, formiamo delle persone che hanno anche un dottorato di ricerca, il cui obiettivo è seguire un progetto e produrre dei lavori scientifici che diano dei messaggi alla società, che sono questi lavori che abbiamo prodotto, scientifici, lavorando lì sopra e in collaborazione con l'ospedale, con il centro presente a Gemona. Vi ho raccontato la storia solo di questo lavoretto qua, ce n'è tanti là sopra e non li ho messi tutti, ma piuttosto di raccontarvi altre bla bla che secondo me forse vi annoiano, vi faccio vedere cosa abbiamo realizzato sabato scorso. Abbiamo realizzato un progetto che si chiama Run for Health, sempre in collaborazione tra i laureati in scienze motorie e l'ospedale di Gemona, dove abbiamo portato un gruppo di obesi a correre una maratona. Oggi mi sento combattivo, curioso, carico. Il progetto nasce in seguito alle conoscenze raccolte in diversi anni di ricerca scientifica in ambito motorio, particolarmente rivolte ai soggetti obesi, e vuole dimostrare come la collaborazione tra i professionisti del movimento, quali il laureato in scienze motorie, il medico dello sport o il cardiologo, e anche la collaborazione con dei nutrizionisti, possa costruire dei programmi personalizzati ad hoc per le persone obese per permettergli e quindi di raggiungere obiettivi straordinari, come ad esempio dopo un anno di allenamento, il traguardo di una maratona di 42 km e 195 metri. Questo progetto mi ha dato la possibilità di riprendere a fare attività fisica dopo 10 anni di totale inattività. Dopo una prima partenza che ha fatto emergere dopo qualche tempo alcuni problemi cardiaci che sono rientrati, mi ha permesso di continuare ad avere costanza negli allenamenti, monitoraggio e soprattutto degli allenamenti specifici e studiati che mi hanno fatto ritrovare il piacere dello stare all'aria aperta e del correre anche con i miei bimbi in bicicletta. Innanzitutto non bisogna dimenticare che l'obesità è una patologia vera. È una malattia che si accompagna inesorabilmente ad altre patologie come il diabete e le malattie cardiovascolari, che hanno dei costi sociali e umani estremamente elevati. Queste persone si sono rese conto della loro situazione, per cui attraverso il nostro aiuto e attraverso soprattutto la loro determinazione e impegno hanno modificato i loro stili di vita allontanandosi dalla malattia, migliorando la qualità di vita e producendo benessere, non soltanto per loro, ma anche per le loro famiglie e per la comunità nella quale vivono. Poco più di un anno fa ero a casa con il Covid dopo che 6 mesi prima mi ero infortunato. Poi sul giornale ho letto di questo progetto dell'università e ho detto questa è la mia svolta. E così è stato. Eccoci qua dopo un anno con 20 kg in meno, tanta voglia di correre e di fare del bene.
Nel progetto Run for Health abbiamo coinvolto persone con obesità di primo e secondo grado che prima dell'inizio dello studio presentavano livelli medio-bassi di attività fisica o erano corridori amatoriali ma fermi da un paio d'anni prima dello studio. Nel progetto abbiamo utilizzato 2 metodi di allenamento confrontati tra di loro. Il primo prevedeva l'80% di allenamento a bassa intensità, il 20% ad alta intensità, chiamato allenamento polarizzato nel mondo della corsa. Il secondo metodo invece prevedeva il 60% di lavoro a bassa intensità e il 40% a medio-alta intensità, messo a punto da una ricercatrice francese chiamata Véronique Billat. Alla fine del percorso i partecipanti di entrambi i gruppi hanno perso peso, in particolare hanno perso massa grassa, hanno migliorato le loro capacità fisiche e la loro qualità di vita. Arrivando da un allenamento amatoriale a un allenamento scientifico, le mie principali difficoltà sono state 2. Una è stata mantenere i ritmi, soprattutto quelli lenti, mentre l'altra difficoltà è stata preservarmi dagli infortuni con l'aumento del chilometraggio. Un altro aspetto molto importante che abbiamo considerato è stato quello alimentare. Abbiamo fornito ai partecipanti consigli su come ottimizzare gli effetti dell'allenamento modificando le proprie abitudini alimentari. Oggi abbiamo di fronte a noi persone più consapevoli di quanto sia importante mangiare bene e mantenersi attivi, affidandosi alla guida di professionisti esperti. Dopo 8 mesi di allenamento era ora di fare questa gara e non vediamo l'ora. Mattia ha fatto un grande lavoro per seguirci. È stata un'ottima occasione per mettersi alla prova e adesso siamo pronti per questa esperienza e vediamo di portare a casa il risultato migliore possibile. Noi come Atletica Buia siamo interessati e anche incuriositi. Il nostro vicepresidente è uno degli atleti che vengono presi in esame. Ho superato i miei limiti. Ho appena concluso questo fantastico viaggio. Io sono orgogliosissimo di me. Ne valsa la pena. Ecco, per dirvi anche quante persone hanno collaborato in questo anno per realizzare questo progetto e come la collaborazione tra professionisti del movimento, professionisti sanitari come medici dello sport, cardiologi, nutrizionisti possano e hanno consentito di raggiungere questo risultato. Risultati straordinari con un lavoro d'equipe che può veramente migliorare la vita di queste persone, soprattutto agire anche a livello economico e contenere in maniera significativa anche dal nostro punto con questi lavori di prevenzione anche la crescita della spesa sanitaria. Questi soldi possono essere utilizzati in tanti altri modi. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo, credo che dimagrire faccia bene a tutti, anche agli over 60, è per questo che ho aggiunto una piccola pillola di movimento alla fine. Grazie ancora e adesso, se avete domande ovviamente sono qua, altrimenti cedo la parola. Grazie. Prego. Sì, grazie. Intervengo prima del dottor Moss, era previsto l'intervento del dottor Moss, però siamo messi d'accordo perché ho un altro impegno su Udine, una giornata importante oggi, poi magari questo è importantissimo, però oggi abbiamo ottenuto il decreto sull'atto aziendale, quindi per l'azienda è una conquista dopo tantissimo tempo che forse in qualche maniera ci aiuterà per i prossimi anni. Intanto grazie per l'invito. Professor Lazzari, devo dire una cosa, io la ringrazio per la bellissima presentazione, però sono molto preoccupato perché mi sono visto sempre nelle colonne di sinistra, che erano quelle dell'invecchiamento, e quindi esco di qui vedendo anche uno dei partecipanti, che è un mio caro amico, non sapevo avesse partecipato anche lui al percorso del progetto, e quindi esco un po' più preoccupato da questa serata, però sono sicuro che questo progetto potrà aiutare tantissime persone e quindi possa essere ripetuto e possa continuare anche con la collaborazione naturalmente
della parte sanitaria importantissima, quindi voglio ringraziare anche, oltre al dottor Mossa, anche il dottor Graniero, che so che partecipa a questa progettualità, e voglio ringraziare naturalmente anche l'Università di Udine, perché con l'Università di Udine finalmente stiamo, assieme all'azienda sanitaria, stiamo intrecciando un po' gli interessi, stiamo cercando di collaborare sempre in maniera più attiva, e quindi questo diventa fondamentale, perché poi anche le comunità, come la comunità del Gemonese, che in qualche maniera ci ospita oggi, ma possa portare avanti delle progettualità innovative che rispondono a bisogni di salute. I determinanti di salute, li avete visti, presentati prima benissimo il professor Lazer, sono fondamentali poi anche per quello che si ripercuote sul sistema sanitario. In questo momento abbiamo parlato naturalmente della parte del movimento, naturalmente ci sono anche altri determinanti di salute che sono importantissimi, come anche quello naturalmente del cibo sicuramente, come naturalmente anche gli altri stili di vita che incidono naturalmente poi sul futuro della vita di una persona, in particolare quando naturalmente la persona invecchia. Quindi il nostro interesse, il nostro obiettivo è quello di far sì che questi determinanti possano essere corretti anche rispetto allo stile di vita delle persone. E qui in questo progetto, naturalmente in questi progetti si vede la volontà naturalmente poi di riprodurre la positività in senso non attuale, la positività nel senso naturalmente di bisogno di salute, che deve diminuire sempre di più, naturalmente aumentando l'offerta per queste progettualità. Tra il pubblico vedo che naturalmente è presente anche personale dell'azienda sanitaria del Dipartimento di Prevenzione, e quindi il Dipartimento di Prevenzione deve essere ricostruito rispetto naturalmente a quello che erano anche le funzioni passate nello stesso Dipartimento di Prevenzione. Faccio una situazione poi sull'organizzazione dell'azienda sanitaria, per quanto diciamo, è collegata non solo naturalmente a Gemona ma anche a Gemona, e quindi il Dipartimento di Prevenzione deve riappropriarsi un po' di quelle che erano le attività precedenti. Quindi noi abbiamo soprattutto in questi 2 anni naturalmente trasformato le attività del Dipartimento di Prevenzione, che erano appunto anche tra le quali rientrava anche quella della promozione della salute, dimenticandoci naturalmente di queste perché occupati sul fronte Covid. Ecco, io spero, la speranza, l'ho detto prima in una riunione che abbiamo avuto anche un po' animata, sempre animata col sindaco di Gemona, che il Covid possa essere superato, nel senso che noi dobbiamo imparare a convivere con il Covid e naturalmente a riappropriarci anche di attività che erano precedenti alla pandemia e che sono tra quali anche queste. Quindi anche al Dipartimento di Prevenzione naturalmente va il mio ringraziamento, perché so che è molto presente soprattutto su questa parte del territorio. Che cosa fa l'azienda sanitaria? Che cosa dovrebbe fare? Che cosa sta facendo l'azienda sanitaria? In particolar modo l'azienda sanitaria dovrebbe fare anche la parte della promozione. L'azienda sanitaria, nell'organizzazione che ci sarà, si occuperà anche della medicina dello sport, e quindi su una parte di questa azienda, in particolar modo su una parte molto vicina al Gemonese, si occuperà anche della medicina dello sport. Perché? Perché abbiamo visto che poi anche questi progetti possono essere fatti laddove c'è disponibilità anche di strutture, naturalmente la presenza dell'università che accompagna questi progetti, e quindi ben venga questa collaborazione, assolutamente deve continuare, faremo in modo che continui, anzi sia implementata anche. Stiamo cercando di recuperare le attività, ci sono nuove possibilità. Abbiamo realizzato fuori dal presidio ospedaliero un percorso rispetto alla riabilitazione, e speriamo in tempi brevi di poter in qualche maniera anzi velocizzare questi tempi e realizzare nel più breve tempo possibile quello che è il progetto per Gemona, che naturalmente è ricollegato non solo a questa partita ma anche a una partita
riabilitativa per quelli che forse questa attività non hanno fatto in precedenza e quindi domani si trovano in condizioni di essere ricoverati in alcuni presidi ospedalieri, in particolar modo questo che avrà questa dedizione per alcuni posti letto, e per questo dobbiamo cercare, magari riconvertiremo nuovamente Gemona un futuro, ma dovremo cercare di diminuire sicuramente le persone che poi in questi posti letto vengono ricoverati. Questo si può fare solamente con un'opera naturalmente di promozione, come avete fatto voi, per il quale ancora vi ringrazio. E naturalmente l'azienda sanitaria rimane a disposizione per qualsiasi altra collaborazione che può attivarsi, e vi faccio i migliori auguri per continuare in questo modo. Sicuramente io sono stato atleta, ma sono stato atleta un po' di anni fa, poi ho abbandonato purtroppo la mia attività, alla maratona non sono mai arrivato e poi mi sono fermato per altri motivi, però penso che se questo progetto continua sicuramente tantissime altre persone potranno arrivare all'obiettivo che vi siete prefissati. Grazie a tutti, io chiedo scusa, devo lasciarvi. Grazie. Almeno una buona notizia l'hai portata. Mi metti tu? Sai, io faccio il cardiologo, per chi non mi conosce, ho sempre lavorato a San Daniele, da un po' di anni lavoro anche a Gemona e sono contento di parlare a Gemona. Ero già stato una volta invitato per la storia delle passeggiate qualche anno fa. Perché a Gemona poi ho ricordi belli e brutti, perché durante il terremoto avevo moltissimi amici qui, da studente di medicina i primi anni ero venuto a dare una mano a fare volontariato qui. Il periodo era bruttissimo per quello che c'era, però i ricordi anche con vecchi amici di quella volta che ci dovevamo dormire in tenda eccetera, che adesso ricordiamo, sono dei bei ricordi. Ho messo quella statua di San Cristoforo che avete nel Duomo, protettore dei viandanti, perché ho saputo, ma non l'ho saputo, pur essendo stato tantissime volte a Gemona, passando poi davanti al Duomo perché c'era la direzione generale, non sapevo che era una delle statue più grandi d'Italia. L'ho scoperto a Roma, dove sulla statua, sul coso di Castel Sant'Angelo, c'è scritto che c'è l'elenco delle statue più grandi d'Italia e questo è più grande di quello di Sant'Angelo che c'è dentro. Tante volte non sappiamo quello che abbiamo, dopo tornerò su questo discorso, quello che abbiamo vicino a casa. Io vi parlo di patologia, faccio il cardiologo, quindi il cuore. Il cuore è una pompa, vi dico 4 notizie tanto per chiarire le cose. Il cuore è una pompa, è la pompa che manda il sangue dappertutto nel nostro organismo. La pompa ha bisogno di benzina, la benzina gli arriva tramite le coronarie, che sono le arterie che portano il sangue, che portano ossigeno e portano via l'anidride carbonica, che è la cosa più tutte le sostanze nutritive. Queste coronarie si incrostano, la cosiddetta arteriosclerosi, e ci sono degli elementi che provocano una lesione all'interno del vaso, poi questa lesione si peggiora sempre di più, si crea un'infiammazione, entra il colesterolo, entra tutto un meccanismo di infiammazione fino a quando l'arteria si chiude. Quando l'arteria si chiude abbiamo l'infarto. Quindi noi dobbiamo, per quanto riguarda le patologie cardiache, ce n'è tantissime patologie cardiache, ma questa sicuramente è la causa del 90% delle patologie cardiache che abbiamo come causa di morte. Quindi non abbiamo, mentre per la polmonite o per il Covid abbiamo un virus che provoca, qui ci sono vari fattori e che vengono fatti fattori che non sono qualcosa di specifico, ma sono fattori di rischio, cioè delle condizioni che producono un futuro evento nei soggetti sani o una ricaduta di quello che avevano avuto nei soggetti che hanno già avuto qualcosa. È come andare in macchina. Se voi andate in macchina 10 all'ora è difficilissimo che abbiate un incidente grave, mortale. Se voi, man mano che cresce la velocità, aumenta la possibilità di avere un incidente che può avere conseguenze gravi. Questo è il concetto del fattore di rischio. E i medici cosa hanno detto? Hanno cercato di trovare un modo per stabilire qual è il rischio cardiovascolare di un soggetto.
E allora vediamo quali sono questi fattori di rischio. I fattori di rischio sono legati agli stili di vita, diete percaloria, acidi grassi, saturi, colesterolo, il fumo, il consumo eccessivo di alcol e la sedentarietà. Tutte queste cose è una cosa modificabile, noi possiamo cambiare questi stili di vita. Poi ci sono dei fattori di rischio che fanno parte del nostro organismo che sono modificabili. L'ipertensione possiamo curarla, il colesterolo alto possiamo curarlo, il colesterolo buono, LDL vuol dire colesterolo cattivo, HDL vuol dire colesterolo buono, i trigliceridi, il diabete, l'obesità, come è stato detto prima, sono tutte cose che noi possiamo curare, ma ci sono delle cose che non possiamo modificare. Gli uomini si ammalano di malattie cardiache più delle donne, e su questo non possiamo fare niente. E l'età, se uno è più anziano, si ammala più facilmente, eccetera. Per cui ci sono dei fattori che non sono modificabili. Vi ricordo, si chiede sempre quanto è il valore normale di pressione. Il valore normale di pressione una volta si diceva 100 più l'età, il valore normale di pressione, che è quello sopra Office BP, come vedete sopra là, 140-90. Questo è il valore in ambulatorio. A casa però, che è l'ultima colonna qui, quando la misurate voi deve essere sotto i 135-85. Se è di più vuol dire che non stiamo andando bene. Questi fattori di rischio, se voi vedete il primo quadratino giallo di qua, ci dice che un soggetto che ha la pressione bassa e un colesterolo basso, vedete il giallo, in ordinata abbiamo la possibilità di un evento cardiovascolare nei prossimi 10 anni, è ben diverso dalla colonna lassù in fondo, in cui c'è colesterolo alto e pressione alta, è 6 volte tanto il rischio di avere un evento. Se poi uno è fumatore, ancora di più, il rischio aumenta ancora di più. Cosa possiamo fare noi? Cosa diciamo? Una cosa tante volte non abbiamo il tempo di spiegarla, ma quando abbassiamo il colesterolo, abbassiamo la pressione. Come vedete lassù i quadratini in rosso scuro, quelli più scuri, significa che nei prossimi 10 anni il 30% di questi individui va incontro a un evento cardiovascolare, che non è detto che muoia, può anche sopravvivere, però 1 su 3, 30%. Quindi vuol dire che se uno ha 300 di colesterolo e la pressione alta a 180, ha il 30% di avere un evento cardiovascolare nei prossimi anni. Se però gli abbassiamo la pressione e gli abbassiamo il colesterolo, va nella parte verde, che praticamente ritorna sotto il 5%, perché si muore tutti, quindi un 5% è quello della popolazione generale. Quindi qualcosa possiamo fare. L'uomo, è stato detto prima dal professor Lazar, è nato per correre, è una macchina, una Ferrari, è nata per correre, ma però l'evoluzione che abbiamo avuto noi adesso è così. Per cui dobbiamo rompere questo circuito. Le società scientifiche cosa ci dicono? Ci dicono che una cosa importantissima è l'attività fisica. Classe 1A vuol dire che i medici non è che si inventino loro le cose, seguono le linee guida. Se una cosa è in classe 1A vuol dire che è dimostrato da numerosi studi indiscutibilmente che è una cosa che fa bene. E quindi in classe 1A noi abbiamo l'attività fisica. Perché, come ha detto prima, su queste vado via di corsa, come ha detto prima il professor Lazar, è il fatto di stare seduti, è la sedentarietà, come avrò una diapositiva anche dopo, che fa male. Quindi dobbiamo fare movimento. Questo è uno studio su giovani ipertesi che avevamo fatto abbastanza anni fa a San Daniele, in cui avevamo trovato che i soggetti che facevano esercizio, i soggetti del quarto gruppo, avevano la pressione più bassa dei soggetti che non facevano esercizio. A quel tempo si diceva, sì, però... Poi quel tempo, anni 90, sì, siamo vecchi ma non proprio tanto, anni 90 si diceva, sì, però l'esercizio fisico, gli atleti hanno il cuore d'atleta che si ingrossa, l'ipertensione ingrossa il cuore. Se un atleta iperteso fa sport, gli si ingrossa ancora di più il cuore. Questo era un dubbio che c'era. Seguendo questi soggetti per anni, questo è uno studio lo stesso pubblicato, c'è scritto anche quando, nel 2009, abbiamo cominciato negli anni 90, li abbiamo seguiti tutti questi soggetti, abbiamo visto che i soggetti sedentari
Di qua c'è il peso del cuore, la possibilità del peso del cuore, di quanti sviluppano, quanti ingrossano il cuore. I sedentari il cuore si ingrossava, negli atleti il cuore non si ingrossava, a dimostrare che l'attività fisica ha un effetto protettivo sul danno cardiaco. E per cui tutte le linee guida hanno detto, come ha detto prima il professor Lazar, che l'esercizio fisico va dato come una pillola, va preso, va assunto, è una cura. Qui vediamo che i soggetti che facevano, il punto di partenza dei vari soggetti nei vari tipi di esercizio. E di qua si vede, guardate solo le losanghe grandi, vedete che i soggetti che facevano esercizio, tutti, qualsiasi tipo di esercizio fosse, calava la pressione. Ma quanto esercizio dobbiamo fare? Abbiamo detto che è come una pillola, quanto esercizio dobbiamo fare? Una roba leggera così o dobbiamo andare ogni giorno su zongolan? La risposta ve la dà questa diapositiva che ci dice che un esercizio leggero diminuisce la resistenza allo stress, però non è abbastanza. Per avere un effetto ottimale bisogna fare un esercizio moderato. Dopo vedremo cos'è l'esercizio moderato, che provoca una riduzione di tutta l'infiammazione che si crea nel nostro corpo, riduce il rischio di infezioni, riduce il rischio di malattie croniche e di coronaropatie. Troppo esercizio può fare male in soggetti che non sono atleti. Abbiamo detto che l'esercizio fa bene. Prima ci ha detto, per cui ho tirato via la diapositiva perché so che le mostrava lui, che siamo tutti sedentari, che c'è l'epidemia della sedentarietà, epidemia che è stata ancora di più resa evidente dalla Covid. State a casa, non muovetevi e tutte queste robe qua. Anche se, devo dire la verità, per quanto riguarda il Covid, ci sono addirittura in certe zone d'Italia è aumentata la persone che facevano sport perché lo facevano a casa loro, non avendo nient'altro da fare. Per cui l'attività fisica riveste un ruolo importante anche per quanto riguarda il post-Covid. Per cui di fronte a tutti i benefici che l'attività fisica ha, che migliora il sistema cardiorespiratorio, diminuisce l'obesità viscerale, diminuisce l'insulinoresistenza, migliora il profilo lipidico, diminuisce l'infiammazione, la pressione, migliora la funzione endoteliale. Abbiamo anche che migliora lo stato dei soggetti che hanno avuto un Covid. Ma quanto dobbiamo fare di esercizio fisico? L'esercizio fisico lo misuriamo, una volta si può misurare in varissime cose, ma misuriamo in METS. Cosa vuol dire METS? Voi adesso state seduti lì, in un posto tranquillo, con una temperatura gradevole, voi consumate un METS, stando seduti lì. Per respirare, per vivere, il vostro corpo consuma un METS. Ogni volta che ci muoviamo, consumiamo di più, per cui suonando solo il piano consumiamo 2 volte quello che consumate adesso, ma se andiamo a fare jogging 10 minuti per miglio, a una velocità sostenuta, giochiamo a squash, eccetera, consumiamo 12 volte quello che facciamo. Questa è la misura per dire quanto consumiamo, quanto esercizio dobbiamo fare. Naturalmente è diverso, anche i METS poi sono diversi per quanto, cosa intendiamo per l'intensità dell'esercizio, un esercizio moderato tra 40 e 59 anni a 12-13 METS, a 80 anni a 2,9 METS, e cambia naturalmente la tolleranza all'esercizio, è qualcosa che soprattutto tra i friulani, quelli che stanno bene, di età più avanzata, pretendono di fare delle cose, anche gente che lavorava anche con le mani, non arrivi più a farci che facevi una volta. Scavavi la mattina, mettevi a lavoro a spagalens, come non arrivi più, dopo mi giorni sei strac, ma quello fa parte non è una malattia. Quando cominciamo lo sport dobbiamo ricordarci di cominciare a farlo gradatamente, se cominciamo da fermi. Questo è un soggetto che è partito, era in bicicletta, questa è la pressione all'interno dell'arteria di questo soggetto,
è partito e vedete che subito la pressione va su a 200, molto di più di quello che succede dopo quando corre. Questa è una cosa da evitare. Quando si parte bisogna partire lentamente e poi tenere conto che ci sono anche delle situazioni, ad esempio se qui pedalava contro il vento, ma il vento non perché c'era un vento che lo bloccava, era un vento freddo, era entrato nella una vallata, questo qui l'abbiamo fatto a Anduins. Voi andate su, non so se conoscete, fanno i tornanti, c'è Anduins, poi si entra nella Val d'Arzino che è molto più che c'è l'aria fredda. Soltanto il fatto di entrare nell'aria fredda va su molto la pressione. Di queste cose quando facciamo esercizio dobbiamo tenere conto. Per cui tante volte si dice, ritorniamo dopo, le linee guida dicono che per cominciare a camminare va benissimo, è una cosa che costa niente, che si può fare dappertutto e si può muoversi. Sulla sedentarietà vi ho già detto, sulla sedentarietà vi ricordo solo che tutta la sedentarietà provoca effetti vascolari sul sistema nervoso, effetti metabolici che si traducono in dislipidemia, ipertensione e iperglicemia che portano a tutte le complicazioni cardiovascolari. C'è una dimostrazione che il numero di ore nei diabetici passati davanti al televisore correla con il numero di morti che muoiono tra i diabetici. Ormai studiano tutte le cose. Questa l'ha già mostrata il professor Lazar, quindi abbiamo frequenza, intensità e quanto tempo, cioè ogni quanto facciamo esercizio, anche intensità lo facciamo e per quanto tempo lo facciamo e che tipo di esercizio dobbiamo fare. Vi ho già spiegato tutto il professor Lazar, per cui non mi soffermo. I dati italiani, come ha detto il professor Lazar, ci dicono che la maggior parte delle persone è inattiva, le scuse per camminare sono le solite, occupato, sono stanco, fa caldo, è tardi, è troppo presto, è troppo buio, è troppo stressato, non voglio, non ho voglia. E quindi bisogna rompere questo circuito. Una delle cose che diciamo sempre a tutti, soprattutto ai maschietti, che ci sono degli studi che dimostrano che l'attività sessuale su soggetti che avevano difficoltà erettile, facendo attività fisica, migliorano anche sotto questo punto di vista. Però tutti gli studi ci dicono che fare esercizio fa bene, ma poche persone iniziano un'attività, molti iniziano e abbandonano l'attività. Dobbiamo fare qualcosa. Cosa possiamo fare? La risposta qui a Gemona l'abbiamo data con questo centro per la prescrizione e somministrazione di esercizio fisico di cui vi ha già parlato il professor Lazzi. Io mi soffermo sulla parte dei malati, soprattutto dei malati. Questo centro che era partito poco prima del Covid alla grande, poi il Covid ha avuto 100.000 difficoltà, manca tutta la parte burocratica perché la parte burocratica stavamo aspettando l'atto che oggi ha detto il direttore, è stato firmato 3 ore fa, quindi speriamo che si muovi. E per accedere si arriva tramite uno specialista, ma si arriverà tramite la richiesta del medico di medicina generale per tutte queste patologie. Oltre a queste patologie è stata inserita, l'avevo messo, ma dopo ho preso su delle diapositive sbagliate, si vede, avevamo aggiunto anche il Covid. A Gemona c'è l'ambulatorio per le complicanze di Covid, in cui l'esercizio, come vi dicevo prima, rappresenta una cosa molto importante, anche per la valutazione delle complicanze del Covid, oltre che in quelli che non hanno avuto complicanze ma che hanno questa sindrome del long Covid di cui avete sentito tanto parlare, ne vediamo di più. Quindi questi soggetti iniziano a fare esercizio da noi. La prima cosa che fanno è un test cardiopolmonare. Il test cardiopolmonare personalizzato ci permette di capire quando questo soggetto va, diciamo così, in deficit di ossigeno e fino a quando può lavorare, fino a quando gli fa bene lavorare e oltre quale limite non deve andare. Oltre a questi test vengono fatti dagli specialisti di scienze motorie test di forza e di flessibilità con dei test che io non conosco, queste formule non le conosco, lo fanno loro. Questo è un grande esempio di collaborazione tra laureati in scienze motorie, medici cardiologi e medici sportivi. I laureati di scienze motorie, anche secondo il piano nazionale della prevenzione cardiovascolare, devono avere un ruolo in questo senso, perché sono loro gli specialisti. E come il medico prescrive l'esercizio,
qualcuno deve somministrare, la puntura deve essere fatta da un'infermiera, la flebo deve essere fatta da un'infermiera, il medico dice devi fare questa flebo, devi fare queste punture, devi fare queste inalazioni finché vuoi, dopo ci vuole l'infermiera che glielo dà. E qui la stessa cosa, è il laureato in scienze motorie che somministra l'esercizio. E perché è ormai dimostrato che bisogna anche lavorare al 60-75% della capacità aerobica massima, che noi abbiamo saputo per quell'individuo, quelli è la personalizzazione, per quell'individuo è quel numero. Noi dobbiamo stare tra il 60 e il 75% di quel numero, anche perché ricordiamo che ci sono vari lavori che se uno fa troppo, vuol far troppo, e succede tante volte quando uno comincia nell'entusiasmo, vuol far troppo, non va bene. Quindi l'esercizio fisico viene prescritto, questo è un esempio di prescrizione, viene detto tutto come deve fare. Questi soggetti poi cominciano l'attività all'interno del nostro centro, ancora un centro piccolino che speriamo di poter andare, però si comincia già a lavorare molto bene. Quando hanno fatto un po' di sedute all'interno del centro di prevenzione cardiovascolare, possono andare fuori in una rete, o possono fare a casa, e gli diciamo noi cosa fare, o possono andare in una rete di palestre territoriali, che sono delle palestre che in qualche modo abbiamo controllato. Palestre, le abbiamo dette le palestre più sicure, le palestre della salute cosiddette, perché sono delle palestre in cui quelli che le dirigono hanno fatto un corso e ci mandano i dati dei soggetti, perché noi abbiamo la possibilità di controllare quello che fanno, ma adesso lo possiamo controllare in maniera molto più semplice, adesso dopo ve lo faccio vedere. La palestra deve avere naturalmente dei requisiti. Tutto questo che vi ho detto io fino adesso l'hanno fatto anche l'hanno fatto in altre parti d'Italia con più o meno successo, eccetera. Quello che è una novità grossa è questo circuito che è stato fatto al di fuori del parco, un circuito in cui è stato investito sulla spinta anche del sindaco, per fortuna, si è molto appoggiato in questo. È stato fatto tutto un circuito in cui la gente può stare all'aperto. Tutta l'estate possiamo lavorare all'aperto. Probabilmente se bel tempo lavoreremo all'aperto anche d'inverno, perché è dimostrato che lavorare all'aperto in assenza di patologie particolari fa male. Va bene, vedete c'è all'interno c'è una piazzola dove ci sono le stesse macchine che sono nelle palestre, sono macchine di acciaio inossidabile, tutte messe a posto, che possono stare all'aperto, possono stare nel gelo, eccetera, e quindi la gente fa esercizio all'aperto. Questo è anche che facilita la compliance della gente, perché penso che capiate che fare l'esercizio qui è ben diverso che farlo in palestra o farlo chiusi nella cantina della propria casa. Speriamo stiamo aspettando, questo circuito è finito, lo stiamo aspettando, il sindaco lo sa, di poterlo inaugurare anche siccome è il primo in Italia, cerchiamo di non perdere il tempo che lo inaugurano altri. E abbiamo proposto di inaugurarlo a nome, questa è una proposta che abbiamo fatto noi, ho fatto io, ma sulla spinta da tantissime persone, alla dottoressa Fazio, che ha fatto la cardiologa qui a Gemona per tanti anni, e sulla quale si era già parlato di partire insieme per questo progetto che purtroppo ci ha lasciato. Naturalmente tutto è fatto in sicurezza, c'è la piccola macchina, se qualcuno si sente male, e su questa macchinetta tutti questi soggetti hanno una fascia nella quale c'è la frequenza cardiaca, o addirittura, adesso cominceremo con i malati più gravi, una fascia che registra l'attività cardiaca. Quindi chi sta a controllare questa gente può dirgli stai andando troppo forte, stai andando troppo piano, devi andare di più, devi andare di meno. Quindi l'organizzazione è: tutti fanno alcune sedute di allenamento controllato presso la sede, tutti hanno un cardiofrequenzimetro, poi ricevono le istruzioni per gli esercizi a domicilio o presso le palestre più sicure. Tramite apposita app della Polar, è un programma generato e sviluppato dal professor Lazzaro e dal suo gruppo, possiamo controllare quello che fanno. Adesso vi faccio vedere alcuni esempi. Questo è un esempio. Questo soggetto, che è un soggetto
vi dicevo, abbiamo dei soggetti qui molto impegnativi, molto gravi, sui quali ormai le medicine fanno ben poco. L'unica cosa che fa qualcosa è l'esercizio fisico. Questo soggetto ha 3 bypass e 16 stent, 15 o 16 stent, quindi pensate come il delle coronarie. Vedete, per ogni giorno ci dice quanto ha fatto. Lui va in giro, abita lontano da qui, abita a Spilimbergo, però i dati che fa ci arrivano direttamente tramite un'applicazione del telefonino al centro che gli dice hai fatto bene, hai fatto male, ci arriva la frequenza cardiaca, ci arriva quanti chilometri ha fatto, che velocità è andato e anche quante calorie ha sviluppato per dargli soddisfazione. Volendo ci dice anche il giro che ha fatto, vedete questo qui è uno più lontano, perché questo è il natisone, quindi non è proprio di qua. Questo rimane sempre il soggetto che vi dicevo prima, è rimasto vicino a casa. Quello che vedete è che nella frequenza cardiaca a un certo punto è andato sopra quella che doveva essere la frequenza cardiaca, la sua frequenza cardiaca che era 78, è andato sopra, quindi bisogna dirgli di cercare di andare più piano. Questo per i soggetti che vengono lì. Per la popolazione, non possiamo vedere naturalmente tutti i soggetti lì dentro, per la popolazione generale la Regione ha sviluppato vari progetti che si basano sulla camminata. Da tempo si dice che l'obiettivo è fare quello di 10.000 passi al giorno, è da lì che prende il nome il progetto regionale e quindi l'uso di un contapassi per misurarli. È una cosa che avevo cominciato nel 2011. Nel 2011 a San Daniele avevamo cominciato a dirci, assieme a Graniero e a altri, avevamo detto, a noi continuiamo a dire alla gente di andare a camminare, ma non andiamo neanche noi. Abbiamo cominciato a organizzare per tutto il periodo della Collinare, siamo venuti anche a Gemona un paio di volte, perché aveva partecipato anche a Gemona, delle camminate alle 6 di sera, facevamo delle camminate sul nostro territorio. Camminate che hanno avuto successo, che hanno visto nascere tantissimi gruppi di cammino, in giro dappertutto, ormai vedete la gente che cammina, e la Regione ha fatto questo progetto al quale partecipano numerosi comuni. Come vi dicevo prima, tante volte non si sanno le robe che si fanno qui. Questo progetto è stato presentato a questo congresso Lifestyle 2022 ai primi di marzo a Chicago e ha destato numeroso interesse. Cos'è questo progetto? Questo progetto è che si basa sul fatto che tante volte la gente non sa dove andare a camminare, perché a Roma vanno tutti alla Villa Borghese, ad esempio, c'hanno dei posti dove andare. Da noi c'è tantissimo posto, ma dare alle persone un circuito nel quale sanno che più o meno è pulito, sanno la lunghezza prima di partire, sanno le difficoltà, facilita di molto. Allora la Regione ha sviluppato con vari comuni, vediamo se ce l'ho qua, non ho l'elenco di tutti i comuni, con vari comuni, tra cui c'è Gemona sicuramente, qua c'è anche Cavazzo, Verzegnis, Artegna, il comune che vedete qua, quello di Gemona, prende i 2 comuni, parte da Gemona ed arriva fino ad Artegna. In più, già a Gemona è stato fatto questo corso qui, un corso sempre fatto dal professor Lazzer, per insegnare ad alcune persone di fare i leader delle camminate, cioè di prendersi queste persone, di prendere chi partecipa e portarlo a passeggiare, magari spiegando, qualche volta c'è anche qualcuno del posto che può spiegare posti di particolare interesse e si ferma generalmente a un pezzettino, l'intenzione è quella, a fare un po' di attività muscolare, un po' di ginnastica, il tutto porta via un'oretta e questi circuiti sono ormai dappertutto, in tutto il Friuli e questo è quello vedete da sopra c'è Gemona, qua sotto c'è Artegna, non si vede tanto bene, ma ad ogni modo è il circuito che viene fatto. E quindi è una iniziativa che è stata copiata, adesso è stata copiata anche, vuole essere copiata sì, dai nostri vicini sloveni e dall'Austria, ma anche in giro ha destato molto interesse. Il percorso qui era stato inaugurato poco tempo fa
a Gemona, parte da qua sotto proprio, il posto dove si parte. Sul cartello c'è scritto, ci sono tutte le caratteristiche del percorso e le cose da vedere durante il percorso. Tantissima gente quando andavamo in giro anche in altri posti diceva: dottor, io non pensavo di voi che vendo ogni chiase può esclusiviei, perché tante volte giriamo ma non conosciamo quella che è la nostra realtà. Concludo con un augurio. Mi dispiace che non c'è il direttore generale, ma gliel'avrei detto lo stesso, perché tanto io tra poco andrò in pensione, per cui posso dire tutto quello che voglio. Nessuno può dirmi niente. Gemona, come vi dicevo prima, dal terremoto è rinata e ha fatto tanto, come tutto il Friuli. Per l'ospedale, che è, come tutti gli ospedali piccoli qua intorno, che è in crisi, non si può ricostruire le cose come erano una volta, bisogna fare delle cose future. Questo progetto che vi ho mostrato io è un progetto di alto livello scientifico sicuramente, di alto livello anche di immagine, anche di alto livello per quanto riguarda la salute delle persone, perché alcune persone che sono venute qui, Graniero me l'ha detto più di qualche volta, che li segue più lui di me, dice: io non riuscivo ad andare a fare la gita con le mie amiche in vacanza, adesso posso tornare ad andare in vacanza con le mie amiche. In questi soggetti, che tante volte in cui non c'è più niente da fare da un punto di vista chirurgico, o con le medicine abbiamo già fatto tutto, o non sopportano le medicine, l'esercizio fisico è una vera e propria terapia. Io mi auguro che questa roba vada avanti. Mi raccomando al sindaco, se c'era il direttore sarebbe detto molto di più, ma... No, perché credetemi, Maria Rita Graniero e Lazzaro lo sanno, su questa roba si è lottato tanto, ogni roba è stata conquistata, probabilmente se non c'era l'aiuto del sindaco, e devo dire anche l'assessore ci ha dato una mano, non ne andavamo fuori. Siamo riusciti ad andare avanti, a tenere aperto, soprattutto per merito di Graniero e di Maria Rita, il centro durante il Covid, dove tantissime cose sono state chiuse. Adesso si tratta che tutte le promesse delle cose che sono state fatte devono essere in qualche modo mantenute, perché è una cosa veramente di alto livello. Grazie. Credo che insomma anche le peculiarità che la nostra città, il nostro territorio, prima l'ha citato il dottor Moss, è chiaro che tutto si può fare dappertutto, però forse qua a Gemona abbiamo tutta una serie di strutture, vuoi un panorama, un ambiente che ci mette a disposizione la possibilità di andare a camminare dove vogliamo e possiamo fare qualsiasi tipo di esercizio fisico. Poi abbiamo anche una serie di impiantistica sportiva, di palestre, di piscine, di strutture che insomma non sono ripetibili ovunque e quindi rappresentano un'opportunità, affiancata alla presenza dell'università con il corso di laurea in scienze motorie, crea questo unicum, e da lì anche la scelta di investire ulteriormente anche sulla parte esterna, proprio per far diventare questo centro un riferimento che già oggi sulla carta è il centro di riferimento regionale, ma vogliamo che diventi anche nei fatti proprio un vero e proprio riferimento per tutte le comunità. Una parte della prospettiva dell'ospedale non ci sarà solo questo, ma questa è senz'altro una parte importante che garantisce un'offerta alla popolazione, a tutta la popolazione, dai più giovani a quelli meno giovani. Anzi, ne avevamo parlato credo in un'occasione, c'è un ulteriore tema che oggi non è forse attenzionato o solo in parte lo è quello della obesità anche precoce, e quindi probabilmente da un primo pezzo che si è valorizzato in questi anni non ha ancora preso la giusta dimensione. Probabilmente potremmo anche pensare di attaccarci qualcos'altro. Non c'è il direttore, se no avremmo caricato di nuovo sempre lui, però dai, facciamo un passetto alla volta, magari Maria Rita quando riprenderà possesso completo della sua attività, visto gli ultimi 2 anni, probabilmente faremo dei passi in avanti un po' tutti. Se non ci sono domande, io ovviamente ringrazierei tutti voi, ringrazio di nuovo l'Università di Udine per l'organizzazione di questi eventi, ce ne sono ancora nei prossimi mesi, ed ovviamente l'azienda sanitaria con tutti i componenti. Grazie, e ovviamente al Presidente della Comunità di Montagna che ci ospita e ha collaborato nell'organizzazione. Grazie e buona serata a tutti.